L'assessore regionale Roberto Lagalla in visita ad Agrigento, tappa al Liceo Leonardo in occasione della ripartenza. Calda la campagna elettorale, tra i comuni chiamati alle urne c'è anche Raffadali, le interviste ai candidati sindaco. Dati in crescita, i migranti si ribellano, vorrebbero scappare alla quarantena, il governatore Musumeci torna ad attaccare Roma. Tutti muti tranne uno degli indagati che prova a difendersi davanti al GIP, sono gli arrestati nell'inchiesta che ricostruisce la faida sull'asse Favara-Belgio. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. L'assessore regionale all'istruzione Roberto Lagalla è in visita al Liceo Leonardo di Agrigento. La scuola torna a vivere in questo strano anno scolastico. Il nostro direttore Arturo Cantella. Assessore, oggi una visita qui al Leonardo di Agrigento, lei è assessore regionale all'istruzione. Com'è la situazione un po' in Sicilia? Le difficoltà sono tantissime, ma è importante che la scuola riprenda. Ma guardi, intanto i segnali che arrivano sono i segnali di una ripresa, di una rivitalizzazione di un mondo che si era assopito per parecchi mesi e che non può assopirsi. In realtà non si è trattato di un assopimento, perché i docenti con grande buona volontà hanno operato attraverso la didattica a distanza, mantenendo un filo di continuità con i propri studenti. Oggi questi studenti rientrano a scuola, lo sforzo delle istituzioni e quello delle scuole è garantire la sicurezza, compatibilmente con la nozione fondamentale che non esistono luoghi Covid-free, però esistono protocolli da rispettare, esiste una responsabilità da manifestare nei comportamenti ed esiste anche il buonsenso. Ora io credo che bisogna un po' mettere da parte gli eccessivi timori, le eccessive paure, ma affrontare con la dovuta attenzione un fenomeno che è diventato endemico e che lo sarà ancora fino al momento dell'utilizzazione del vaccino, ma questo non può fermare né la vita delle famiglie né il processo di crescita dei ragazzi. In molti si chiederanno se succederà il primo caso Covid in una scuola, cosa si andrà incontro. Già al nord addirittura si parla di 60 ragazzi che sono stati contagiati da uno studente. Ma guardi, l'Istituto Superiore di Sanità e il nostro assessorato alla salute, d'intesa con l'assessorato all'istruzione, hanno già definito e ulteriormente stanno perfezionando i protocolli che sono nella disponibilità delle scuole. Ho visto che si è verificato proprio oggi un caso a Trapani. Io credo che, trattandosi di un caso non che coinvolge studenti o personale scolastico, ma addirittura una familiare di uno studente, isolare temporaneamente tutta la classe possa divenire anche una procedura forse eccessiva. Io credo che appena si è in presenza di un contagio, di un sospetto tale, vada verificata immediatamente come si fa il tracciamento dei contatti e sulla base di questo stabilire il livello di sicurezza sanitaria che deve essere messo in campo, secondo me senza eccessi e senza sottovalutazioni. È chiaro che sul piano della manutenzione ordinaria e straordinaria questo governo ha fatto e sta facendo uno sforzo straordinario, impiegando oltre 300 milioni di investimenti per lavori nelle scuole, ma soprattutto abbiamo radiografato la sicurezza di tutte le scuole siciliane attraverso le verifiche sismiche, e sulla base delle verifiche sismiche evidentemente faremo si stanno facendo e si faranno i lavori di consolidamento necessari. Quindi sul piano dell'edilizia scolastica siamo sul pezzo. Per quanto riguarda la maggiore disponibilità di aule durante la pandemia, che è legata al frazionamento delle aule, evidentemente costituisce questa una previsione in attesa.
È ovvio che c'è stata la necessità di ricorrere a spazi aggiuntivi, ma questo non solo in Sicilia, ma vorrei dire in tutta Italia. Siamo partiti con un censimento che rappresentava un'esigenza di quasi 1300 aule, 1250. Ad oggi in tutta la Sicilia abbiamo ancora una residuale difficoltà per circa 100-120 aule, di cui la metà nell'area di Catania. E quindi io sono convinto che il sistema ha tenuto e sta tenendo, grazie anche alla disponibilità della Conferenza Episcopale Siciliana, con la quale abbiamo fatto una convenzione e che ha messo incomodato a disposizione luoghi e spazi ecclesiastici. Avrete visto anche voi che nei giorni scorsi, non mi ricordo se a Torino o a Milano, comunque in altre regioni del nord, una classe svolgeva le proprie lezioni nella navata della chiesa. Voglio dire, siamo di fronte a una condizione eccezionale. È come se fossimo all'indomani della fine della seconda guerra mondiale sul piano della criticità dell'evento, e quindi in relazione a un evento straordinario occorre rispondere con misure straordinarie. Non esistono scuole di riserva, cioè non è come la gomma della macchina per cui una scuola ha i suoi spazi e poi c'è gli spazi di riserva, perché sarebbe anche antieconomico. Quindi è ovvio che stiamo lavorando per reperire quegli spazi che sono necessari. Tra i comuni chiamati alle urne c'è anche Raffadali. Il 4 e 5 ottobre si voterà per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. Le telecamere di TVA hanno invitato i candidati primi cittadini al microfono del nostro direttore Arturo Cantella. Sono 4 i candidati a sindaco al comune di Raffadali che concorreranno allo scranno di primo cittadino: l'uscente Silvio Cuffaro, Francesco Melisende, Lina Rampello e Mimmo Tuttolomondo. Mimmo Tuttolomondo è sostenuto da una lista di centrosinistra, già segretario comunale in diversi comuni della provincia. Francesco Melisenda sostenuto da una lista civica, Potere ai Cittadini, quindi una donna. La vera sorpresa di queste elezioni è Lina Rampello, che correrà per la Lega di Salvini, già consigliere comunale uscente. Quindi Silvio Cuffaro, che tenta di fare il bis col secondo mandato, con la civica. Silvio Cuffaro, sindaco. Sentiamo i candidati che hanno risposto al nostro invito. Silvio Cuffaro all'inizio del mandato 5 anni fa aveva un programma che è stato realizzato circa al 70%, vuole portare a termine il lavoro iniziato, vuole avere la possibilità di inaugurare le innumerevoli opere e i finanziamenti che in questi 5 anni ha portato a Raffadali. Io sono soddisfatto innanzitutto della mia gente, dei cittadini di Raffadali, che mi hanno fatto fare sempre bella figura. Diciamo che ho lavorato e ho avuto un'equipe di dirigenti e impiegati comunali che mi hanno permesso a me di fare bella figura, di portare finanziamenti nel mio territorio, di creare occupazione e di creare sviluppo. Ho deciso di candidarmi a sindaco di questa meravigliosa cittadina che è il comune di Raffadali, perché gli amici mi hanno chiesto di spendermi e per l'amore immenso che ho per questo mio paese. La prima cosa che faccio per il mio paese è quella di fare le spese giuste e non a fine clientelare ed elettoralistiche. Sicuramente farò spese oculate che aiutano tutti i cittadini del Raffadale e non pochi come viene fatto con il clientelismo da parte di alcuni. Sicuramente noi dobbiamo cercare in tutti i modi di risolvere i problemi che assillano questa città del Raffadale. Io credo che ce la faremo. Dobbiamo fare cose semplici, mirate e che sono nell'interesse di tutti i raffadalesi. Intanto io non sono un politico, nel senso che non sono organico ad un partito. Ho fatto il dirigente, ho la competenza per affrontare i problemi e quando giro per il paese, a dire il vero, le persone vogliono questo cambiamento, vogliono voltare pagina. Raffadale, come tutta la Sicilia, è saldamente ancorata al feudalesimo. Abbiamo un ritardo storico di circa 500 anni rispetto ai paesi nord europei. Quindi il compito non facile sarà quello di traghettare Raffadale dal Medioevo alla modernità. La cappa ideologica politico-mafiosa deve essere spazzata via per chi opprime e condiziona le scelte dei cittadini.
Non è concepibile che nell'era del terzo millennio si continui ad ossequiare, ad osannare personaggi squallidi e corrotti che della politica ne hanno fatto un mestiere. Raffadali deve rinascere economicamente perché le direzioni da seguire sono due: agricoltura e turismo, settore da sviluppare per fare in modo che i giovani trovino occupazione e ragione di vivere sul proprio territorio. Il nostro punto fermo è combattere per avere l'acqua pubblica. Siamo per la costituzione dell'azienda consortile speciale perché è l'unica garanzia giuridica per tutti i cittadini. L'acqua è un bene essenziale per la vita e dunque va difeso, quindi lottiamo tutti assieme perché l'acqua pubblica diventi una realtà. Faida Favara a Liegi, scena muta dal GIP di tutti gli indagati tranne uno. I dettagli nel servizio. Si sono avvalsi quasi tutti della facoltà di non rispondere gli indagati arrestati nell'ambito dell'operazione Mosaico che avrebbe fatto luce sulla nota Faida Favara a Liegi, caratterizzata da 5 omicidi, 2 tentati omicidi e altrettanti mai denunciati. Davanti il GIP del Tribunale di Agrigento sono comparsi 5 agrigentini, 3 sono stati arrestati in Belgio, fermati dalla squadra mobile di Agrigento guidata dal vicequestore Giovanni Minardi. Si tratta di Calogero Bellavia, 31 anni, Antonio Bellavia di 48, Gerlando Russotto, 32 anni, Michelangelo Bellavia, 32 anni, Salvatore Vitello, 64 anni. Quest'ultimo, accusato di ricettazione incendio, è stato l'unico tra gli indagati a rispondere alle domande, respingendo le accuse che gli vengono mosse. Secondo gli inquirenti, Vitello, proprietario di un autocamping a San Leone, avrebbe aiutato Carmelo Nicotra ad occultare e incendiare la Renault Modus utilizzata per accompagnare Carmelo Nicotra, vittima dell'agguato del maggio 2017, all'ospedale. Tutti gli altri che rispondono a vario titolo di duplice tentato omicidio, armi e alcuni episodi di estorsione hanno invece scelto la via del silenzio. Michelangelo Bellavia invece è stato arrestato perché è stato trovato in possesso di un revolver, 2 pistole semiautomatiche, un silenziatore e 13.000 euro in contanti. Sul suo conto è stato già emesso un provvedimento di convalida del GIP, Luisa Turco, che adesso deciderà sulla convalida delle altre posizioni. Vetrine in frantumi, quelle di un ristorante e quelle di un pub, per tentare dei furti, e in un caso è stato portato via un iPod. Teatro dell'ennesimo episodio di microcriminalità è stata la via Pirandello di Agrigento, dove stamani sono state ritrovate anche delle tracce di sangue. Verosimilmente il delinquente che ha tentato i colpi potrebbe essere rimasto ferito. Qualcuno, ipotizzando d'aver individuato l'autore dei tentati furti, ha fatto scattare l'allarme. Sono accorse infatti le pattuglie della sezione volanti della questura. Stando ai racconti di chi ha assistito all'intervento dei poliziotti, pare che un agente abbia provato a fermare l'immigrato, che era stato appunto segnalato. L'uomo è però riuscito a fuggire. Al momento i poliziotti della sezione volanti stanno setacciando vicoli e viuzze a valle della via Boccerie, ma stanno anche visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire cosa sia effettivamente accaduto durante la notte. Cresce ancora il numero dei positivi al Covid-19 in Sicilia. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi accertati sono 96, ieri erano 90, a fronte di 5.498 tamponi processati. La regione specifica che dei 96 nuovi casi positivi di oggi, 2 sono migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa. I ricoverati con sintomi aumentano, passando da 155 a 173, anche se i pazienti di terapia intensiva sono calati da 16 a 14. In totale gli ospedalizzati è di 187 persone e segna un netto incremento il numero dei pazienti in isolamento domiciliare. Ieri 1817, oggi 1856. Il totale degli attualmente positivi supera quota 2000, arrivando a 2043. I dimessi guariti dall'inizio della pandemia sono invece 3.231 e i decessi 295. Quanto alla divisione dei nuovi casi nel territorio siciliano, la provincia più colpita è Palermo con 26 positivi, poi troviamo Trapani con 24, Catania con 15, Siracusa 9, ancora Messina e Agrigento 8, Ragusa 4, Enna 2, nessun nuovo contagio localizzato a Caltanissetta e provincia. 48 migranti si sono gettati in mare lanciandosi dalla Open Arms, la nave della ONG spagnola che si trova davanti al porto di Palermo. A bordo la sofferenza aumenta degli ospiti e dell'equipaggio, scrive la ONG su Twitter, sottolineando di non avere alcuna indicazione dalle autorità italiane. Che scrive il fondatore Oscar Camps,
Sebbene sia a conoscenza della situazione, ci ha abbandonati. Altre 75 persone si erano lanciate ieri dalla nave ed erano state raccolte dalla Guardia Costiera italiana. Leggere sui giornali che l'Europa cambia la linea sui migranti mentre tutte le ONG si dirigono solo sui porti siciliani suona come una beffa. Sembra che la cosa non interessi più a nessuno, ma continua a essere la Sicilia a sostenere il peso più grande di questa emergenza nell'emergenza. Aspettiamo il 23 settembre un nuovo accordo che superi finalmente quello di Dublino, o qualcuno, se davvero è cambiata la musica, si faccia carico di venire incontro all'Italia e alla Sicilia aprendo i porti di altri paesi europei. Lo dichiara il presidente della regione siciliana Nello Musumeci. Da mesi prosegue: chiediamo al governo centrale di mettere in sicurezza igienico-sanitario spot e centri di accoglienza. Il Viminale sembra essersi svegliato tra il 4 e il 5 settembre, ma ancora passano i giorni e le settimane e non si è visto un solo intervento concreto per restituire sicurezza sanitaria a quei luoghi e alla nostra popolazione. Tanti impegni ma nessun fatto concreto. Quando le parole diventeranno azioni? Siate veloci, Presidente Conte e Ministro Lamorgese, come fate quando impugnate una nostra ordinanza, conclude Musumeci. Momenti di tensione al centro di prima accoglienza di Viale Cannatello ad Agrigento. I migranti hanno raccolto le loro cose e hanno avanzato l'ipotesi di lasciare la struttura perché è terminato il loro periodo di quarantena. Gli uomini delle forze dell'ordine e il personale medico hanno dialogato con i migranti riportando la calma e spiegando loro che al momento dovevano restare e affrontare altre 2 settimane di quarantena, poiché alcuni di loro connazionali ospiti del centro sarebbero risultati positivi al Covid-19. Chiede soldi per restituire un documento, ma i carabinieri lo arrestano. La conferenza stampa, vediamo. Per la restituzione di un documento d'identità ha chiesto ad un suo connazionale che lavora come bracciante agricolo di consegnargli una somma in denaro. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Canicattì hanno arrestato in flagranza di reato Danut Costel Dragomir, pregiudicato romeno residente a Canicattì, fermato mentre stava per ricevere i soldi estorti al connazionale in cambio della restituzione della carta d'identità. L'episodio si è verificato ieri sera a Canicattì nella centralissima piazza 4 novembre. Il malvivente era in possesso del documento e qualche giorno fa ha contattato la vittima chiedendo 400 euro per la sua restituzione. Il malcapitato si era però rivolto ai carabinieri della stazione di Grotte che avevano raccolto la denuncia ed informato la Procura della Repubblica di Agrigento, la quale ha consentito allo scambio di denaro contrassegnato dagli investigatori intervenuti poi per arrestare il rumeno nel momento in cui stava ricevendo il prezzo dell'estorsione. Un arresto eclatante, quello di Dragomir, avvenuto in piazza 4 novembre, luogo dove si ritrova la maggior parte della comunità romena che risiede a Canicattì e che per il pregiudicato doveva essere un luogo sicuro, quasi una roccaforte. E stamattina i carabinieri hanno sottolineato proprio questo, che in città vi è un controllo capillare del territorio nelle varie zone di Canicattì, con la presenza costante di uomini e mezzi dell'arma. L'arrestato, indagato per l'ipotesi di reato di estorsione, è stato tradotto e rinchiuso presso il carcere di Sciacca. I particolari dell'operazione sono stati resi noti nel corso di una conferenza stampa che si è svolta stamattina dal capitano Luigi Pacifico. Ma le indagini non sono concluse e nelle prossime ore potrebbero portare ad ulteriori risvolti. I carabinieri stanno cercando di capire come mai Dragomir era in possesso della carta d'identità del suo connazionale, visto che tra loro non vi era una conoscenza. Dubbi che potrebbero essere risolti a breve. L'inchiesta, condotta in maniera tempestiva dai militari dell'Arma, è stata coordinata dal sostituto procuratore del Tribunale di Agrigento, Paola Vetro. L'OPI, l'Ordine delle Professioni Infermieristiche, rinnova i suoi organi. A partire da oggi in terza convocazione si vota per l'elezione del Consiglio direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e delle Commissioni Albo. Il rinnovo riguarda il quadriennio 2020-2024, seggi aperti al Grand Hotel Mosè di Agrigento oggi e domani dalle 9 alle 18, domenica fino alle 13. Unica la lista no infermieri in cui corrono 27 candidati. Le commissioni di Albo vengono elette per la prima volta dopo l'approvazione di una nuova legge che ha introdotto quest'organo al fine di occuparsi, tra le altre cose, anche di provvedimenti disciplinari. Tra i candidati c'è anche l'uscente presidente dell'OPI di Agrigento, Salvatore Occhipinti. Un'altra storia a lieto fine e di buona sanità arriva dall'ospedale San Vincenzo di Taormina. Il cardiologo Giuseppe Calvagna ha eseguito con successo
Una procedura innovativa su una paziente di ben 95 anni. L'anziana, originaria di Lettoianni, si trova in buone condizioni dopo essere stata sottoposta ad una procedura meno traumatica e invasiva rispetto a un intervento cardiochirurgico che avrebbe potuto causarle gravi conseguenze e rischi peggiori a causa della sua età. Il dottor Calvagna ha spiegato che la signora si è presentata al pronto soccorso dell'ospedale di Taormina per una grave sepsi della tasca in cui era alloggiato il pacemaker. Già durante l'impianto iniziale, a causa di un'ostruzione bilaterale delle vene succlavie, si era dovuto ricorrere alla vena giugulare interna per poter posizionare i cateteri nel cuore, ha detto il cardiologo. Quindi, a seguito della sopraggiunta infezione, per garantire un nuovo impianto di pacemaker alla paziente, si è dovuto ricorrere all'utilizzo di un dispositivo leadless innovativo e altamente tecnologico. Sull'anziana donna è stato impiantato un piccolo pacemaker Micra per ridurre le complicanze legate alla necessità di una tasca sottocutanea e alla presenza di elettrocateteri convenzionali. Nei pazienti post-espianto, causa malfunzionamenti o infezioni, ha spiegato Calvagna, il rischio di reinfezione dopo il reimpianto con sistemi tradizionali varia in un range che può superare l'11% nei casi in cui si è riusciti a ottenere solo una rimozione parziale del sistema originale. I dati invece ci dicono che nessuno dei pazienti reimpiantati con Micra ha mostrato il reiterarsi di eventi infettivi. Ciò trova ampia conferma anche dalle prime analisi dei controlli eseguiti sui pazienti di questa casistica. Con il risultato ottenuto sulla signora 95enne, l'ospedale San Vincenzo scrive un'altra di tante pagine di buona sanità ed eccellenza nel nosocomio di Taormina. Il comune di Palma di Montechiaro ha accolto Elio Brusamento. Lui attraversa l'Italia a piedi per sensibilizzare l'opinione pubblica su una malattia molto rara. Vediamo. Da Udine alla Sicilia a piedi, Elio Brusaferro, un alpino alla scoperta dell'Italia che ha iniziato lo scorso 25 aprile. Brusamento ha 76 anni, gira la penisola in compagnia solo del suo zaino di 25 kg, ove ha tutto l'occorrente che gli necessita per farlo. Prende il titolo tra le terre di confine con l'intento di scoprire l'altra Italia, quella dei paesini, dei borghi, spesso poco conosciuti. Brusaferro è anche testimone dell'associazione sclerosi tuberosa, una rara malattia poco conosciuta. Ad accoglierlo è stato il comune di Palma di Montechiaro Letizia Pace, già presidente del Consiglio Comunale, attuale presidente della Fondazione Tomasi di Lampedusa. In pratica sto facendo il giro a piedi che è incominciato il 25 aprile del 2019, il giorno della libertà naturalmente, no? E il mio giro va, diciamo, a passare un po' tutti i comuni italiani, quasi tutti, perché fino adesso ne ho passati circa 300 e spero di riuscire a passare il più possibile, perché più comuni passo e più il mio scopo, che è quello di portare avanti, di far conoscere l'associazione sclerosi tuberosa, è importante. Ecco, ci racconti qualcosa in particolare? Ma diciamo che adesso qua in Sicilia mi ha colpito tantissimo, a parte tutti i monumenti che avete, che quella ormai è storia del mondo, si può dire, no? Però ecco, la gente che non sa è che veramente la Sicilia è una regione veramente ad alta agricoltura, perché ho visto veramente dei vigneti, degli olivi, degli agrumeti veramente eccezionali. E poi avete delle risorse, avete delle cose che veramente bisogna visitarle, bisogna vederle. Però bisogna vederle con calma, perché non si può venire qua in Sicilia, stare qua una settimana, andare a fare il bagno e dopo ritornarsene a casa. No, bisogna venire qua in Sicilia, come sto facendo io, oltre al mio scopo, ma anche quello di visitare veramente tutti i borghi più possibili qua in Sicilia, che ce ne sono tanti. Oggi qui nella città del Gattopardo, ospite del comune di Palma. Sì, oggi ho avuto la fortuna di essere ospitato qua al comune di Montechiaro e spero di riuscire a vedere un po' tutto, anche se il tempo è molto, molto breve quello che mi fermo. Però ecco, sarà un'emozione importante. Logisticamente come si organizza lei nel suo tour? Ma nel mio viaggio inizia sempre la mattina verso le 5, 5 e mezza e incomincio a partire adesso alle 7 perché alle 6 è ancora buio, pertanto è un po' un problema. Però dopo finisce in pratica verso mezzogiorno, 11 e mezza, mezzogiorno, e dopo diciamo che faccio sempre un riposino di un paio d'ore naturalmente, perché sono un po' vecchiotto, allora ho bisogno di recuperare in fretta.
Infatti, come diceva poco fa il nostro caro Elio, questa è una malattia molto rara, la sclerosi tuberosa, ed essendo rara ancora la ricerca fa tante difficoltà. Per cui con il ricavato del libro, ecco perché ci tengo a specificare questa cosa, perché da tutti i luoghi che sta visitando ci sarà la pubblicazione di un libro, Terre di confine, e dal ricavato, quindi questo ricavato sarà devoluto proprio alla ricerca o comunque alle famiglie bisognose, perché molti farmaci salvavita non si trovano o sono molto costosi. È una malattia rara di cui si conosce ben poco, fa parte delle sclerosi multiple, ma questa nello specifico viene chiamata sclerosi tuberosa e che colpisce appunto all'età infantile ma anche in età adulta. Quindi come sappiamo noi la ricerca si fa fatica in Italia per la ricerca, e quindi ecco che le associazioni in questo campo rivestono un ruolo molto importante. Oggi un'accoglienza che voi fate a un personaggio ormai diventato noto e famoso in tutta Italia per il messaggio sociale che porta, diciamo, anche in giro. Sì, un'accoglienza che ci fa orgoglio per quella che è la figura a livello nazionale, per la ricerca e per quella che diciamo, è la solidarietà a livello nazionale. A noi ci orgoglisce questa presenza qui a Palma oggi. Si è svolto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento una riunione del Comitato Operativo per la Viabilità presieduta dal prefetto Maria Rita Cocciufa sulla pianificazione delle misure di sicurezza in materia di viabilità per le tappe agrigentine del 103° Giro d'Italia del prossimo 4 ottobre. Il prefetto, nel far riferimento alla concomitanza dell'evento con le consultazioni elettorali amministrative di domenica 4 e lunedì 5 ottobre e alla necessaria osservanza nelle norme in materia di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria in atto, ha ribadito che non è prevista la partecipazione del pubblico alla manifestazione. Tavolo tecnico con il Consorzio Autostrade Siciliane a riflettori puntati sulla Messina-Catania e Messina-Palermo. Vediamo. A seguito della richiesta di un tavolo tecnico con il Consorzio Autostrade Siciliane, avanzata dalla sede Udicon di Patti, si è svolto l'incontro alla presenza del responsabile Dario Giacoppo e del direttore generale del CAS Salvatore Minaldi. Abbiamo avviato un confronto cordiale e costruttivo, spiega Giacoppo, teso a trovare le risposte per le tante domande che i fruitori della Messina-Palermo e Messina-Catania ci pongono. Le richieste formulate dall'Unione per la difesa dei consumatori si sono focalizzate sulle tempistiche dei lavori di manutenzione attualmente in corso dal viadotto Ritiro alla frana di Letojanni, sulle carenze riguardo le informazioni agli utenti dell'autostrada, poiché vengono usati canali di messaggistica non del tutto conformi, come fogli volanti piazzati ai caselli. Infine abbiamo chiesto i cronoprogrammi su cui intendiamo avere dal CAS costanti aggiornamenti sul rispetto degli obiettivi. Il direttore Minaldi ha spiegato che i lavori del ritiro Svincolo Giostra sono in linea con il cronoprogramma originario e dovrebbero terminare nel novembre 2021. Per quanto riguarda i disagi per il traffico, il dirigente CAS ha sottolineato l'esistenza di 2 rampe del viadotto non utilizzate a causa di lavori non effettuati. Tali rampe non appartengono al consorzio, bensì al comune di Messina. Se potessero essere utilizzate dagli utenti, secondo l'ente, permetterebbero una viabilità migliore. Il completamento del ripristino della frana di Letojanni è previsto, così come riferito da Minaldi, per ottobre 2021. A proposito delle comunicazioni agli utenti, il direttore del CAS ha subordinato l'installazione dei pannelli di messaggistica variabile alla conclusione dei lavori per le linee di fibra ottica. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Il convegno di studi pirandelliani lascia ancora una volta la città natale di Pirandello. Una dura nota stampa diffusa dagli organizzatori addita questa decisione alla intollerabile insofferenza verso il centro manifestata dai vertici delle istituzioni locali. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Forte presa di posizione del Centro Nazionale Studi Pirandelliani di Agrigento, che si vede costretto suo malgrado a lasciare dopo tanti anni di intensa attività la nostra città.
Considerando la situazione di accanita e intollerabile insofferenza verso il centro manifestata dai vertici delle istituzioni locali, e questo quello che si legge in un comunicato stampa ufficiale diramato oggi, con grande dispiacere di tutti i soci che siamo costretti ad annunciare il trasferimento dell'edizione 2020 del convegno internazionale di studi pirandelliani, già presentato lo scorso anno e ampiamente programmato per il prossimo dicembre, tutto ciò a prescindere dall'emergenza Covid-19, a causa del quale si provvederà di realizzarlo eventualmente secondo altre modalità o di posticiparlo. Il nostro centro, continua il Presidente, non intende rinunciare alla propria missione. In questi anni è stato marginalizzato, se non addirittura snobbato, costringendo i soci e il presidente Stefano Miliotto a sforzi sovrumani per assicurare alla nostra città Agrigento il mantenimento dell'evento annuale, sintesi delle competenze dedicate allo studio di questo straordinario autore. A poche settimane dall'apertura dell'evento, il Comune e l'ente parco preferiscono privilegiare altre iniziative, non hanno inteso sostenere questa, come è avvenuto sporadicamente in passato, negando qualsiasi contributo con il comodo alibi della mancanza di risorse economiche. Siamo costretti così pertanto a prendere atto che i rappresentanti del nostro territorio con immotivato autolesionismo preferiscono privare la nostra città e la nostra collettività di questo patrimonio culturale ed economico piuttosto che rivendicare la irrinunciabilità dell'evento. Nell'attesa, conclude il comunicato, che venga riconosciuto il valore del centro e del convegno, all'unanimità l'Assemblea dei Soci ha quindi deliberato di non allestire più l'evento ad Agrigento, considerata pure l'impossibilità di una programmazione tempestiva nell'interesse prioritario della diffusione dell'opera pirandelliana e nella preservazione della memoria di questa felice intuizione da parte del professor Enzo Lauretta, padre nobile del centro, appassionato cultore del premio Nobel agrigentino. I ragazzi della Tirinacri, associazione di volontariato di Agrigento, invita tutti i bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni a partecipare domenica 27 settembre all'iniziativa Giocando si impara, appuntamento alle 10 alla casa natale Luigi Pirandello. Vediamo. Un'iniziativa che si svolgerà prossimamente al Piazzale Caos, una giornata di domenica rivolta ai bambini. Sintetizziamola. In questa giornata, che sarà il 27 mattina dalle 10 alle 13, faremo un'iniziativa con i bambini al fine di sensibilizzarli alle tematiche dell'ambiente, ma non solo, facendoli anche conoscere, giocando insieme. Partiremo ovviamente con un'accoglienza e subito facendo capire cosa facciamo noi, perché lo facciamo, e facendo vedere un breve video in cui prendiamo degli spunti su tutte le nostre iniziative passate. Dopodiché consegneremo le nostre magliette ai bambini che verranno all'evento e faremo una pulizia simbolica del posto, quindi raccogliendo le foglie, in modo tale che i bambini possano già approcciare con l'ambiente e avere un'immagine diversa di quello che ci circonda. Faremo una piccola piantumazione e infine si giocherà. Dopo i giochi consegneremo in concordanza con la regione siciliana, 2 bancali di giocattoli che verranno regalati appunto ai bambini e la giornata finirà lì con i saluti. Quindi l'invito è aperto a tutti? Sì, l'invito è aperto a tutti, è assolutamente gratuito come evento e vi aspettiamo veramente in tanti, perché è una bella iniziativa che serve non solo a socializzare ma anche a insegnare ai bambini l'importanza di ciò che ci circonda. Era il 21 settembre 1990 e il magistrato Rosario Livatino si stava recando in macchina, come sempre senza scorta, in tribunale ad Agrigento quando venne speronato e poi in modo spietato assassinato da 4 uomini della Siggia, una delle molte sigle mafiose siciliane. Un agguato particolarmente crudele, perché il giovane magistrato tentò di fuggire a piedi ma venne raggiunto e freddato a colpi di pistola senza pietà. Aveva solo 37 anni. Lunedì 21 settembre, a 30 anni da quel tragico evento
per ricordare quello che l'allora Presidente della Repubblica Francesco Cossiga definì uno dei giudici ragazzini. Accanto alle celebrazioni istituzionali anche RAI metterà a punto una programmazione dedicata sui suoi canali TV, su quelli radiofonici, oltre che sulle piattaforme web. Già sabato 19 settembre dalle 8.30 Radio Rai 1 dedicherà alla ricorrenza un servizio all'interno di Inviato Speciale. Domenica 20 settembre alle 18 su Rai 3 La Grande Storia intitolerà la puntata Rosario Livatino, un giudice di frontiera. Tra gli intervistati i colleghi Franco Castaldo, memoria storica della mafia agrigentina, e Attilio Bolzoni. Liberare la Madonna dalle mafie, inaugurato stamani a Roma il Dipartimento Analisi e Monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi, il tutto sotto l'egida del Vaticano, ovvero della Pontificia Accademia Mariana Internazionale, in collaborazione con l'Osservatorio per le Policy Transdisciplinari Internazionali, creazione sostenuta da Papa Francesco per una teologia della liberazione delle mafie. Il tutto si legge in un comunicato che la figura della Madonna, i luoghi, le ritualità e le simboliche a ella associate sono oggetto di riconfigurazione sistematica da parte delle mafie e della criminalità organizzata sia in Italia così come in altri paesi del mondo, nella consapevolezza di restituirla al suo naturale contesto a partire dalle tante realtà a lei dedicate o poste sotto il suo patronato, vedi santuarie, confraternite o altro ancora. Un'operazione culturale di liberazione e di cittadinanza che possa diventare concreta attraverso progetti all'interno di un patto sociale ed educativo globale di legalità, trasparenza e solidarietà per lo sviluppo integrale dei territori e delle comunità. Allontanare le mafie dai luoghi e dalle ritualità mariane, ed è per questo che la Pontificia Accademia Mariana Internationalis ha ritenuto restituire alla verità la figura di Maria ed investirà il proprio gruppo di lavoro GLA del compito di trovare le forme più dialogiche, collaborative e cooperative. I membri del Dipartimento saranno nominati dal Presidente della PAMI con apposito decreto e ne faranno parte ecclesiastici, esponenti delle forze dell'ordine, esperti anti-racket e anti-usura, procuratori in prima linea contro Cosa Nostra, 'Ndrangheta, Camorra e Sacra Corona Unita. Ma della task force farà parte anche il procuratore aggiunto di Cosenza, Marisa Manzini, destinata a vagliare per impedire possibili infiltrazioni mafiosi nelle celebrazioni dedicate alla Madre di Cristo. Stop quindi a quelle feste religiose che si sono lasciate dietro negli anni quell'alone di gestione organizzativa affidata a soggetti che le cronache giudiziarie del tempo ci hanno svelato poi come appartenenti alle varie mafie che strumentalizzavano le cerimonie religiose e le feste ad esse legate come forma di legittimazione per i boss ed ostentazione del loro nefasto potere. E chiudiamo con la sottolineatura di Papa Francesco proprio di alcune settimane fa: la devozione mariana è un patrimonio religioso culturale da salvaguardare nella sua originaria purezza, liberandolo da sovrastrutture, poteri o condizionamenti che non rispondono ai criteri evangelici di giustizia, libertà, onestà e solidarietà. Il centro antiviolenza e antistalking Telefono Aiuto di Agrigento compie 17 anni di attività. Sono oltre 8.000 le chiamate pervenute in questi anni al centro antiviolenza donne di Agrigento e dei comuni limitrofi che hanno avuto il coraggio di chiamare e denunciare donne che hanno una propria identità, una propria dignità, spesso calpestata dalla persona che hanno scelto come compagno di vita o come padre dei propri figli. Una lunga storia fatta di donne ma anche di uomini e di bambini, perché la violenza sulle donne non riguarda solo le donne ma tutta la famiglia, dichiara la responsabile del centro Telefono Aiuto Antonella Gallo Carrabba. Il contrasto alla violenza di genere non è soltanto una questione di rispetto dei diritti umani, ma è oggi una questione sociale, dal momento che riguarda trasversalmente classi sociali, generazioni e famiglie. Dal 2003 parlare di violenza in famiglia ad Agrigento era quasi un tabù, era come se si volesse entrare a forza nell'intimità della famiglia, e per questo il servizio nasce come ascolto telefonico, continua Gallo Carrabba. In questi anni la maggiore richiesta di aiuto è stata da parte di donne di età compresa fra i 30 e i 40 anni, ma negli ultimi anni sono aumentate le richieste di ascolto e di aiuto da parte di ragazze adolescenti. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.